Buongiorno a tutti e bentornati con la trasmissione di Informazione per Furlan a Telemare. Voi assieme con Marco Stolfo, un nostro preseato ospite che è venuto a Chattanus. E Marco Stolfo è un ricercatore, giornalista, o come che si è definito lui in una sua pubblicazione, un viaggiautore babelic che si interessa un po' di musica. E appunto ha fatto scritto due pubblicazioni che ha pubblicato qualche anno in Daur, La Melengue suona il rock e no dome che è, e Occitania, Friuli, Europa, sempre la mia lingua suona il rock come in sottotitolo. Allora l'ho vincolato con lì appunto per parlare di musica furlana, di musica da minoranze linguistiche di Europa, veduto che avevo trattato questi argomenti da sue pubblicazioni. Allora, buondì, mandi di essere qui, augurisa. Buondì e grazie per l'ospitalità, per avermi invitato, insomma. Ecco, allora, tu hai presentato questi libri fuori dal Friuli, giusto? Sì. E tu hai avuto anche successo, interesse, è stato un interesse che magari è difficile città in Friuli, forse, nel senso che la gente fa spifatura venire fuori di casa per sentire favela di musica furlana, pensa di vedi magari la gente in costume che fa folk o roba del genere, no? Boh, sì, diciamo che a me mi è succeduto di fare intanto che sul lavoro, perché mi interessava le musiche, perché mi interessa in slang, mi interessano le storie, e duci su a spiez, anche le politiche linguistiche, piuttosto che le rivendicazioni per i diritti linguistici e per tutele, duci su a spiez si tengono in donge proprio di te esperienze di produzione musicale. In Friuli, per Furlan, ma anche per Slovenia in particolare, e un tic anche per tedesco, e in altro in Europa, Occitania, Sardegna, Paesi Basco, Paesi Catalani, Bretagna, Scozia e Vindenant. Io mi sono già a tirare informazioni, testimonianze, si è fatto un gruppo di interviste per fare questi libri, dal Friuli e di altri paesi che traffichi con le musiche, a chanting, a scriving, a suoning. E dopo farsi i libri se sono l'attore a presentaio. E in effetti è vero, lei ha stato un grande interesse, ma sia in Friuli che anche di altri bandi che fossero stati in Asturias, piuttosto che in Frisia o anche a Torpa, Stato italiano, per esempio, le tante che mi sono stata a Fevelà di chi si argomenta a Turin al Salone Internazionale del Libro, sta anche il libro Occitania, Friuli, Europa, la mia lingua suona il rock, al Saltefur per un editore torinese, l'associazione Lidris e Butui, che si capisce dal nome, è un'associazione di Furlans a Turin e in Piemonte, o anche un po' più di resine, mi sono stata a presentare questi libri a Milano, in un circolarci, un lavoro importante perché c'è le produzioni culturali, le musiche anche alternative a Milano che si chiama La Scighiera, dove che mi sono stata dunque un Lino Straulino e un po' perché io ho contato anche, un po' sono ridotto pensi perché Lino alla contarli se sono ridotto andare a suonare e cantare, insomma mi sono renduto conto che per da buon fevelà dal Friuli attaccate so slenghi si attaccate so produzione musicale contemporanea tu arrivi a contare migliore il Friuli in tanti altri aspietti e sono ridotto a chattare il buon accetto l'interesse di tanti loro sia di che sono di divinze furlane sia di che sono magari motivati sulle questioni da tutela delle minoranze linguistiche un di chi si inquintris proprio con Lino Straulino l'ho infatti a Moena in Val de Fascia venga di te zone ladine dolomitane sia di che andando a me interesse in con da produzione culturale popolare da musiche contemporanee e il fatto di contare che il Friuli li so slenghi, se di chi si slenghi sandeune il Furlan che è dome ca e dopo in realtà ti è sparnizzati a Torpa al Mont perché tu c'hai Furlans in duci puesti insomma in duci cantons e diventa alc che astizia le curiosità e probabilmente al di là dal discorso culturale al di là dal discorso che può essere di leat al fatto che le musiche diventano un imprest per rivendicazioni linguistiche di una banda e di altre bande per promozione delle lingue.
tanti giovani, in particolare in Friuli, si attorno a svicinarsi alle lingue furlane perché ascoltano onde furlane, che è radio giovine, che è radio di musiche, o perché avviodin Decil Cisa, DJ Tubet, Arbe Garbe che assumono e cantano dal vivo. Quindi, oltre che da questo punto di vista, le musiche possono diventare algo di interessante promozione per me conto turistiche e per promozione delle particolarità, per esempio al settore enogastronomico, proprio da offerte turistiche e culturali dal Friuli anche territori. Doprando un slogan si può dare dire il logos, le lingue, e diventa un logo, una marcia di qualità. Beh, è succeduto come poco tempo in da ora, no? Che la regione Friuli-Venezia Giulia ha adoperato ha fatto un spot di promozione turistica da regione, dopo una canzone, un video per Furlan, no? Sì, che è stata una bella operazione che dai Carnicats, questa canzone Paisan, che ha una canzone per part par Furlan, là che le anche qualche tucut partalian proprio te studiati in queste funzioni per farsi scuviarsi forse di cui che invece non arriveresse a scuviarsi ti perché che ha il pregiudizio rispetto al fatto che tutto dopo è una lingua differente e in effetti è stata un'operazione che è stata a vonde positive per me conto che è stata un'eccezione e vorrei diventare di un certo punto di vista una normalità, cioè io lo scrivo anche dal libri quando sono venuti a suonare gli AC/DC a Udin avevo mi tu donge un gruppo italiano disinganze come si chiamano le vibrazioni e il pubblico dai motars dai rockers che aspettavano gli AC/DC che chi le vibrazioni non plasavano per noi e tiravano bottiglie se invece di mettere le vibrazioni davanti dagli AC/DC avessimo tutti i Pantan che sono un trio Furlan ruspios, potente, energico, probabilmente a loro avrei piaciuto di più per musica e magari avrei anche scoperto che a chi si dopre una lingua diversa anche per fare musiche forti, musiche ruspiose. Probabilmente bisogna la fur di un certo provincialismo che magari così no non si affoe o soprattutto si affoe che danno un certo potere decisionale che ha un pore a presentarsi con une lingue, con une muse diverse, quando che in DDW il mondo per musiche e non come per musiche di una bande al patis le globalizzazioni, il valivamento dal mood di consumare, dunque di comportarsi e dunque di vivi. Di che altre bande però va a dire anche il mondo, tale sua grande varietà, le sue differenze. Non è un caso che ho vinto già di quasi 20 anni su un movimento che si chiama World Music e così come nessuna domande a Nusra Fateh Ali Khan di cantare nome per inglese o di cantare per italiano nessuno alvaresi domandai ai Carniche, cioè ai Arbe Garbe o ai Pantan di scugni cantare per forze per italiano, anzi il Biela le proprie techisti a proposito del lavoro fatto con queste ricerche che è diventate che i due libri che si favelava prima pensi sempre a una risposte che in conto de scelte di doprare le lingue sarde mi aveva dato Francisco Medda a.k.a. Arrogalla, che è un DJ, produttore musicale, musicista. Vedete, a un di Berlino che al cante per tedesco, nessuno gli domanda perché lui al cante per tedesco. Allora è parzato di domandare a me che sono sart, perché io canti per sart. Forse la sorpresa, disegna al manco il Cain Friul, pensi, a lei proprio di di Zovings che fanno musica del DDW per Furlan, che magari uno ha leato di musica furlana è anche leata alla tradizione che dopo tu mi hai già spiegato, dopo tu tornassi a contare, magari di disegno così studiato
non so, Sì, di serie, di in musica. realtà pensi sì che se sulle parole tradizione, e tanti volte sanno sono un'altra parole clave, identità, si zuie tante, l'anta anche ammesse da l'isrobis e l'anta fa passare par bonze che bon non è, par verze che ver non è. Le tradizioni alle alche che al ven trasmittute, al ven inventate, tornate a inventare e viene denant. E è una trasmissione, dove che le invenzioni è quasi un metti in tune schiaipe, in tune pereson, si potrebbe dire. Mus di fa, mus di, mus per esempio di cantare e di ballare. E un'altra invece che dal fatto che cantare e ballare sono anche che duci popoli a fasi, perché tu hanno bisogno di stare insieme, di contarsi alc, di divertirsi, di fare fieste, magari anche di contarsi robis bruttis, perché anche le sofferenze ta vita. Bon, si può farlo in qualsiasi di lingue e in qualsiasi di lingue si può farlo in qualche maniera, in una maniera particolare, perché le lingue è un so sonor specifico, perché dopo magari sono tendenze culturali che ti partin a contare gli robis in una certa maniera, cioè le vilotte, le ciante furlane, per esempio, hanno le sue caratteristiche di sé di test un evore curz e che le narrazioni gli esclagne, ma resta tuttora un ragionamento più largo, no? Cioè, probabilmente gli scianti furlani erano in devant perché erano già pronti per di mandati con l'SMS, come dicono una robe così tanto per ridi. No, in effetti io ho una visione, e probabilmente il Friuli è succeduto questo in maniera un'evore forte, di una banda che il furlan alle alc di vecchio, in generale, e dunque di inutile, oppure di archeologic e in particolare non dome le lingue ma anche le musiche un po' come se state partate via le minorizzazioni in Friuli associate le lingue perché le lingue erano state fur da scuelis fur di times us publics e sociali attaccate a comunicazione dai us de pubblica amministrazione e istituzioni e però anche per esempio le musiche e il furlan in musica le state tutte in bande imbalsamate o paradvie cioè io penso sempre che se Valentino Osterman con le sue grandi ricerche sugli svilottis andò a tirare di sdonge une schirie si fevele tra Osterman e Atris di superior 5.000 vilottis e i furlans fa me dicono saranno 3 o 4 5 vot e di questi probabilmente nessuna di questi 5.000 ma che così chiamati vilottis d'autore inventadis, anziché comunque un aspetto di un certo punto di vista interessante. Heinz 10, 20 o 30 dal secolo passato, insomma, vuol dire che non si è stato portato via alc e Osterman stesso in qualche maniera non si fa capire perché hanno deciso di fare un salparta via. Perché Osterman, tale sue riquelte sugli svilottis, lui ha tirato d'onge una schiera di test a disposizione di 12 lettori, di che volte. E una dove poi studiati esperti, perché erano tanti che affrontavano argomenti un po' più pericolosi, fra virgoluttis, si fa sparmudì, e forse in realtà più donge di una certa, forse sì, anche identità furlane. Erano chance di femminis che affermavano le loro femminilità, che magari dicevano di non essere neanche ma se contenti di farsi trattare male dagli uomini. Erano chance di uomini che non avevano voglia di fare il militare, di uomini che non avevano massa passione di dire sempre di sì al paron, di persone che avevano dubbi sulle religioni e soprattutto sul rapporto con l'Eglise. Allora, è chiaro che probabilmente esiste un Friuli di Viars differente che
alle che dopo gli linguis, il furlan, ma anche il sloveno, il tedesco, ma anche l'italiano, anche che l'une lingue des nestris, ma noi è dome che. E par contatris robis. D'altronde, no, se uno pensa che tali immaginari fino a 250 anni in da ur, diciamo che si diceva a Vignesi, e di Mecan mano furlan, cioè i furlan erano salvati, erano int pericolose, erano int che ha fatto rivieri dal 1511 in devant, quindi di Parons e vien denant. Si è arrivata alle immagini, al mito del furlan salto onest lavorador, che se di salto onest lavorador non è di per sé un male, al diventa alc di negativo, dal momento che diventa un schiaipe, dove che tu sei raddrenti e sei ridotto, stanno che tu sei salto onest lavorador, tu sei di sotan. Allora, probabilmente dalle nuove musiche che taglia in 70, quei canzonieri, si scomincia ad operare il furlan in una maniera differente per fare musica, per contare il mondo di che volte, o pensi al canzoniere di Dael o al Povolare Ensemble, tanto per fare due esempi, bonde class. O anche il folk revival che al Vazziri le musiche e le paraule dal popolo si riducono perché era interessante non piardi le memorie di queste esperienze, se qui e chi non alle che da Sedon Salvadie si ridotto. Sedon Salvadie, dove che si chatting anche personis, il stesso Lino Straulino alla fa con le Sedon Salvadie. Più in devant, al Varazze fa con le Sedon Salvadie anche Guido Carrara, che in realtà tu chatis dopo che salte fur come le nuove musiche furlane, Miti le Fele K, Lino Straulino e vie indenanti, insomma. Non è un caso, per esempio, che una canzone che rive dal patrimonio popolare ed diventa una canzone un devore sunade, tu tramontis, no? Addirittura sono un gruppo sarti, Iaskra, che le canti per furlan e per sart. Oppure, Schiarazzule e Marazzule, chist toc di tradizione quasi perdude, non si aveva partite vie branduardi, e diventa qui anni 90 un must quasi, in tutte le sue versioni, sunati e cantati e tensi d'oro. Quindi, in realtà, è una musica che conta il mondo, una lingua che conta il mondo, che e viene in qualche maniera si arade da di un probabilmente il progetto più o manco cosciente di imbalsamazione culturale e di alienazione, se vogliamo, e di minorizzazione che tocca le lingue, il rapporto con le storie, il rapporto con i territori, le visioni dal mondo. Alle chiaro che se tu ragioni da di una visione furlane, tu pensi che Friuli è una parte del mondo, anzi è un tiare là che si chatta in donge di sempre più tendenze linguistiche e culturali, quindi par so conto già destinate a essere in stato di mettersi in relazione con che satris realtà, perché che andava una sua alterità dentro. Se tu ragioni da delle logiche, di così chiamate piccola patria, dal confine e viene innanti, tu pensi di sé delle periferie del mondo di una funzione storica che è dome che di difindi un confine, robe che forse ha poco senso, sempre, e che non ha senso forse in DDW, cioè in Europa e tal mondo di web forse l'unico discorso interessante dal confine è che tu hai finis con, tu sei dongi di qualche d'un altro, no quintri di qualche d'un altro. Quindi insomma è state fatte la sgarfate musiche e in certe musiche contemporanee si arriva forse a farci qualche ragionamento più largo, che non c'è dome le melodie, il ritmo, il divertimento, le creatività, ma che c'è le storie, una certa visione delle storie e una certa visione, per esempio, di Friuli. Tu c'è a dire forse che i primi documenti di lingua furlana erano test di canzoni alla fine si poteva fare per si cantasse, per cui disegna al botto proprio della lingua furlana era una canzone, disegna al manco di dei documenti che vengono in DDW.
Sì, quindi tutto al torno, perché le inte a voi di contà e par contà magari le ben ciantà e magari ciantà suonanti insieme. No, quindi alle par da bon interessante, par me cont, vio dicemut che un elenghe e che in sta di contà il mont in maniere positive e che probabilmente il monta è anche in stato di ascoltati te che tu culetto lenghe, tu chantis e tu contis il mont a e to maniere. Ma e di che altri bandi sfor dal Friul si mot disegna la musica venia adoprata per esempio in che sono minoranze linguistiche. Ma succede superiore sempre prima mancul che stesse dinamiche in situazioni sonevore differenti, sono di che altre. Per esempio, sono realtà che de Bretagne, che de Occitanie, e là che de Sardegna, là che esiste un gran patrimonio musicale e che le tradizioni non è state né schiafoiate né mitude in tune sciaipe, ni imbalsamate dal tradizionalismo. E per esempio, in particolare, in tune vallate del Piemonte, che si chiama Val Vermenagna, e sono chi su suonaires, chi su suonadors, che loro hanno sempre suonato e continuano a suonare che stesse musiche di generazione in generazione in una maniera sempre nuove, sempre diverse. Alle superiuzze che succede, anche non sai, chi di no in Val di Resia, in che questo un evore particolare dal punto di vista delle lingue, ma soprattutto delle musiche. Sarà ancora diciamo di più, nel senso che si pensa che per esempio le musiche roseane si chatta in Lisli Dris di che erano le musiche furlane di une volte che in realtà agli Sosi Dris sempre dal Mediterraneo, al manco se si va da dai studi di Gilberto Pressacco. Noi si fa col Montalpen, in realtà i Monza sono un evore più idonge di sé che un alpense che assedi, no? Alle fin, di che altre bande appunto ha stato in realtà che dal Paese Basque, per esempio, là che è una tradizione forte, là che anche per le complessità da questioni politiche di che stiaris, di che int, le musiche diventano un lengaz, là che le lingue tu le chattis da perdut. Tu le chattavi dai cantautori che magari tipo Imanol o Bernardo o Benito Lerciundi che cantavi magari di Rusuttis, Paveutis e Ucelluz, però in realtà tal era un così chiamato sottest che diceva Robis anche avon declaris quintri dal franchising, come che tu chattis i gruppi zovins che fanno rap hip hop par basque e che andano con scienze anche loro da lenghe e da situazioni politiche da loro territori. Il Galles è un'altra realtà interessante, là che tra l'altro il fatto di essi donge di una lingua dominante, forse dal punto di vista socio-economico e culturale, le più dominante, massime tracciamo da musica che è inglese, ed una banda i gallesi sono arrivati a zuppare di più i lengaz musicali, anche che i mainstream, che i più diffonduti, e a reinventare doprando le loro lingue. E di che altre bande, ma chi non tocca dome le musiche, ma anche altri slengaz creativi, sono arrivati ad adoprare le lingue per fare alc, che non le dome biel e bon di biodi di ascoltare, che non iude dome le lingue, se di une lingue che ben doprate come lingue, quindi le musiche che hanno una funzione per promozione delle lingue in generale, oltre che per esprimere una rivendicazione che tocca le lingue, che tocca i territori, che tocca l'ente. Ma addirittura, per esempio, tra il settore audiovisivo, i gallesi sono arrivati a fare un alc di Preseos, che è un sistema di imprenditorie, piccole stiasi di produzione audiovisive, che sono imprese, che fanno audiovisivi per gallesi, e che lo fanno così bene e così bene che dopo lo doppiano per inglese e lo vendono in tutto il mondo. E magari per chi su contenuti audiovisivi adoprano anche le musiche. Un rapporto interessante, là che esiste. Una televisione te lingue proprie, una radio te lingue proprie. E le musiche e dove
a produzioni e a programmazioni televisive e radiofoniche, e intanto le programmazioni televisive che radiofoniche e internet azzovin a circuitazione e promozione de musiche. Chi si uviò per esempio in Svizzera, che i romanzi andando le televisioni, andando le radio, andando 2-3 siti internet, le AZA, le radio, le televisioni e le musiche, un di chi si chiama Batta Porta, che è un portale di musiche dove che tu chatti le musiche che si fa dal canton dai Grisons, che le più parti di queste musiche è par Grison. Chi di no, algo del genere si luciate con rapporto positivo, musiche, lingue e radio, te esperienze di passe 30 anni di radio de Furlane. Chi di no... Alleanza disegna il mies, c'è che l'estate disegna la porta per musica furlana per venire a contatto con queste altre esperienze. Di fatto, un elemento interessante che tra l'altro di chi si è fevelato giusto qualche giornata in daur, in tune convigne immaneate dal Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università in quelle collaborazioni dirette delle regioni, dove che, per esempio, le lingue e le musiche, le lingue e l'audiovisiva diventano forme non di affermazione di diritti, non di valorizzazione culturale, ma diventano opportunità per sviluppare in crescere relazioni col mondo. E basta pensare, per esempio, al che dal Premio Friuli si è arrivati al SUNS e all'IET International, queste manifestazioni di dimensione europeane che toccano le musiche produciute e cantate da lingue minoritarie, sono dire. Però invece di essere un limite il fatto di cantare in una lingua diversa, diventa anche le possibilità per entrare anche in circuiti particolari. Al vance dite un'altra roba secondo me importante. Tal caso Furlan, come in altri casi, i musicisti che fanno musica per Furlan non è che sono un mondo per suo conto, ma sono una parte. Tanti svolti, le parti più vivarose, più dinamiche, più interessanti di produzione musicale di tutto un territorio, di tutta una comunità. Gli Arbe Garbe sono un gruppo che lo conoscono attorno al mondo, in circuiti magari limitati, alternativi, ma sono uno dei gruppi migliori, anche noi di DV, che saltano fuori dal Friuli, le esperienze dei Kosovni Otpatchi, cantautori come Loris Vescovo o jazzisti come Glauco Venier, che tra il suo lavoro tanti svolti ha recuperato il suonore delle lingue e il suonore delle musiche dal Friuli. Sono soggetti che non sono per suo conto, a fase in parte in plen, e forse sono tanti svolti i migliori di una realtà che dopo, per tornare al punto di partenza delle nostre tabaiade, è una realtà che si mette in relazione col mondo. Insomma, di Gnof a dire che dopo la nostra identità si sente al centro dal mondo, non si include dalla periferia, dai limiti, no? Anzi, per che questi autori, mi vengono a parlare di Loris Vescovo, a Vodo Prata, appunto, non come il Furlan, ma anzi a cantare per tutte le lingue, penso. A fare musica con altri musicisti americani, con una cantante poete sudafricane, insomma, più che sei il centro, perché lo sting magari a rischiare di montarsi il ciaffio, io dico, sì, una parte dal mondo, il mondo è policentrico, vuoi come vuoi, non dove perché esiste internet, ma per più fattori o podin o varessin anzi, di pensare al mondo tanto che una rete, dove che sono tanti centri, tanti gruppi, tanti ponti di incontri, di connessione, no? E noi altri... Una nostra sfumatura unica. Sì, noi altri siamo un ponte dove che sono tante sconnessioni e dove che queste sconnessioni forse si arrivano a fare dove che perché sono, come tu dicevi tu, sfumature particolari che permettono di fare queste sconnessioni.
Però appunto, senza montarsi il ciaf, ma c'è senza vapore delle specificità. Bisogna vivi le specificità culturali, linguistiche, in tutte maniere positive, creative, che alle ALC, che alle ben dal punto di vista del patrimonio culturale, che alle ben, secondo me ogni tanto si dismentesse di questo. Le tutele delle minoranze linguistiche sono un principio fondamentale della democrazia e quindi alle ben perché c'è i diritti di fonde e anche le fruizioni di servizi, le partecipazioni civiche e via e alle un ben in termini di opportunità creative, opportunità educative, opportunità socio-economiche, cioè dal momento che con le produzioni culturali, per esempio le musiche o l'audiovisivo, che si diceva prima, si arrivano a fare robe biele e buine, par no, ma robe che interessano anche che gli altri, che sta possedi anche che alzove dal punto di vista economico da anche di una logica di un'economia più sostenibile e di bisogno che ven fuori dalle int, dal mondo, di scoviarsi al di nuovo, al di specifico, di al che ha un suo sapore e magari anche un suo non particolare. Per passare da musiche a enogastronomie, il musetto si chiama musetto, tanto per capirsi, e non musetto. Allora, magari così no, di Sierra Culé, allora di nuovo grazie a Marco Stolfo o Marc de Bretule, come che si ferma ogni tanto. Sì, bon, che non de plume, come che si dice per francese, ma un omaggio a Kay de Bretule di una volta, che è pronta a tirare fuori l'imprest, anche al coventave, ecco. Perché sottans, come che dice. E non sottans, ecco. Bene, allora grazie, e grazie anzi ascoltatori di Se Stas con noi, e Mandi, arrivederci. Mandi.